stati accolti gli inviti dal sindaco, addirittura dal vice sindaco, ma ultimamente la stiamo vedendo un pochino assente, e riteniamo che forse l'appartenenza anche politica, non so quali siano i ragionamenti, insomma, su questo territorio si sta scaricando una povertà, una precarietà, un abbattimento dei costi del lavoro e quindi una povertà, una precarietà delle famiglie che invece meriterebbe un'attenzione particolare da parte dell'amministrazione. Ti ringraziamo che ci hai raggiunto e a te la parola. Grazie a voi di essere qua. Difficile parlare dopo tutte le persone che hanno già parlato e dopo tutto quello che è stato detto. Io sono qua soltanto per dirvi che per quanto il Movimento 5 Stelle a Fiumicino, il comune, sia rappresentato purtroppo da un solo consigliere, noi siamo sempre soltanto dalla parte vostra, dalla parte nostra, dalla parte dei cittadini. I nostri infopoint sono presenti sul territorio solitamente il sabato e la domenica, se non avete altri punti di contatto, e possiamo costruire insieme tutte le azioni che volete a livello comunale, interrogazioni, mozioni, domande di ogni tipo. Noi ci siamo e ci saremo sempre, perché l'aeroporto e i lavoratori dell'aeroporto sono una delle vene, delle arterie pulsanti dell'organismo di Fiumicino. Soltanto questo volevo dirvi e spero che la prossima volta saremo di più. Grazie.